C'è una grande novità nel mondo delle donazioni di midollo osseo. D'ora in avanti, con un semplice test salivare, si potrà entrare nel registro dei donatori. Parte da Vicenza e si estenderà poi al Veneto la nuova metodologia di tipizzazione per diventare potenziali donatori di vita. Sicuramente uno strumento più accessibile, più facile anche per chi ha paura degli aghi, ma che soprattutto vuole essere un veicolo di comunicazione e informazione molto più ricettivo. Noi abbiamo già oggi una banca dati molto importante, il Veneto si dimostra regione solidale, regione in cui la donazione di organi è al top e lo abbiamo visto, insomma, permettetemi, anche con la maratona delle ultime 48 ore, insomma, cosa vuol dire la rete veneta per quanto riguarda il trapianto d'organi. È chiaro che tutto questo è fattibile se abbiamo dei donatori, se comunichiamo bene, se informiamo bene, se sensibilizziamo bene le persone rispetto a cosa vuol dire essere donatori d'organo, in questo caso essere donatori di midollo osseo. Un kit salivare recapitato direttamente a casa per entrare nel registro dei donatori di midollo osseo, anziché il classico prelievo di sangue, un metodo non invasivo per un gesto che può salvare la vita. Sperimentale sì, per quel che ci riguarda, però già sperimentato a livello internazionale, la Germania, l'Inghilterra, e ha prodotto quello che noi stiamo cercando. D'altronde Vicenza solo nello scorso anno è riuscita a selezionare più di 1800 prestazioni legate alla donazione, quindi fiore all'occhiello. Un progetto nazionale avviato a settembre 2021 che ha già coinvolto 4 regioni: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Liguria. Ora entra in scena anche il Veneto, che ha comunque già sperimentato lo scorso anno il metodo con la città di Vicenza attraverso l'attività di ADMO Veneto. Direi molto bene come esperienza iniziale. L'anno scorso avevamo già 6 prenotazioni e ne abbiamo fatti uno, è andato a buon fine. Mentre nei primi 3 mesi di quest'anno, 3 mesi e mezzo di quest'anno, abbiamo già avuto 14 nuovi arruolamenti con Match at Home e ce ne sono altri 27 in lista d'attesa, quindi i numeri stanno cominciando ad aumentare e l'idea è che questo possa essere un metodo che si affianca al modo tradizionale che abbiamo e ormai consolidato di arruolare donatori. Ricordo che nei primi 3 mesi di quest'anno abbiamo già arruolato e iscritti in registro più di 400 donatori.